Bene, buongiorno a tutti e tutte, scusate il ritardo. Oggi siamo qua per una conferenza stampa su un tema molto importante che riguarda la nostra regione. Abbiamo presenti il sottoscritto, il consigliere Renzo Masolo, il collega Andrea Zanoni in aula e poi il rappresentante del Comitato di Difesa del Torrente Vanoi, Michele Facen, il sindaco di Trentino di Imer, Daniele Gubert, e l'assessore all'ambiente del comune di Fonzaso, Antonio Moretto. Il tema è molto importante ed è apparso alle cronache da diversi mesi tratta i timori della popolazione, del comitato del Torrente Vanoi, ma anche degli amministratori locali che si sono preoccupati negli ultimi mesi anche per una denuncia anche del comitato NOTAV di Trento che ha segnalato soprattutto negli ultimi mesi del 2024 e i primi mesi del 2025 un traffico intenso di camion che portavano terreno, materiale inerte dalla circonvallazione ferroviaria della zona Trento Nord, la chiamiamo ex Scalo Filzi, e anche in prossimità di una zona molto delicata, una zona SIN, cioè un sito inquinato di interesse nazionale, dove risiedevano alcune aziende, alcune fabbriche, una la SLOI, l'area SLOI, dove l'attenzione è proprio concentrata su aree che sono appunto inquinate, per cui sicuramente da bonificare. Il fatto che in zone invece, località Ponte di Ronco, Giaroni, del comune di Canale San Bovo, si sia individuata ancora alla fine degli anni 90 una discarica di inerti, ma che adesso questa discarica, che ha subito varie vicissitudini, poi sicuramente i nostri relatori ci faranno magari un breve excursus, ma che sia stata individuata per accumulare tutto il materiale, i rifiuti inerti, terreno, ghiaia, sassi e quant'altro, per accumularla con una quantità che attualmente è prevista fino a 250.000 metri cubi di questo materiale, preoccupa non poco non solo i residenti di Canal San Bovo, che giustamente dicono: ma come? Quali possono essere le potenzialità, quali possono essere gli inquinanti che potrebbero eventualmente essere in questo materiale, ma preoccupa soprattutto tutti i comuni, il percorso che fa il Vanoi, che sappiamo benissimo essere uno dei torrenti più incontaminati del nostro arco alpino, la valle, in questo caso la Val Cortella, ma che poi confluisce nel torrente Cismon e che poi, entrando dentro il lago del Corlo, prosegue come torrente Cismon, ma poi si confluisce nel Brenta. E sappiamo bene il Brenta qual è il suo decorso, ma soprattutto sappiamo che il Brenta arriva fino alla laguna di Venezia, per cui arriva fino a qua, fino a dove siamo noi, ma soprattutto arriva attraverso la rete di migliaia di chilometri di canali irrigui, gestiti in questo caso dal Consorzio di Bacino Brenta, a milioni di metri quadrati di terreno agricolo che viene in qualche modo irrigato da questa acqua. A questo punto, allora, e vengo al dunque, io ancora il 12 di marzo, una volta che ho ricevuto le segnalazioni dei comitati, delle associazioni, dei residenti di questa novità, sappiamo che quel territorio e quella valle è stata protagonista di una grande battaglia anche civica, partita dal basso, che voleva appunto difendere quella Val Cortella
da un'opera insostenibile, costosa, disastrosa anche dal punto di vista ambientale, che era la diga del Vanoi, e tra l'altro proponendo alternative invece più sostenibili, più sicure e più economiche, ma adesso si ritorna e si riporta l'attenzione in questa valle. Io ho cercato di portarla alla nostra regione e al nostro assessore all'ambiente Bottacin con un'interrogazione che ho fatto il 12 di marzo 2025, ma non ho avuto alcuna risposta. E allora ne ho fatta un'altra il 17 di settembre, riprendendo il testo di quella del 12 di marzo, ma aggiungendo il timore che posso in qualche modo tradurre in atto istituzionale per dire: dobbiamo portare chiarezza, dobbiamo fare degli approfondimenti, dobbiamo fare degli ulteriori studi, e come consigliere regionale faccio un appello forte all'assessore all'ambiente, ma a tutta la giunta, a tutto il Consiglio regionale: attenzione, non lasciamo passare il tempo, non facciamo in modo che continui ad accumularsi questo materiale senza avere fatto tutti gli opportuni accertamenti e escludendo al 100% anche solo una piccola possibilità che ci possano essere dei contaminanti, perché sappiamo, e concludo, sappiamo che mettere una discarica in una zona così delicata, dove nasce un torrente che va a alimentare e poi confluisce in un fiume e va ad irrigare una superficie, diciamo una gran parte del nostro territorio agricolo veneto, non è una cosa da poco. Ecco, per cui io ribadisco l'attenzione. Faccio un appello, ma poi lo faremo insieme, faccio un appello a tutti i comuni rivieraschi del Brenta in particolare, tutti i comuni dalla provincia di Belluno, Fonzaso che appunto è oggi presente, e poi tutti i comuni che seguono il Brenta, ma poi tutti gli enti preposti, soprattutto chi gestisce l'acqua idropotabile dovrebbe essere il primo soggetto che si attiva per far chiarezza. Tutti gli enti, consorzio di bonifica, i bacini imbriferi, tutti gli enti che hanno a che fare con un tema così importante come l'acqua, e poi tutte le associazioni, tutti i cittadini, ma soprattutto, e concludo, la regione che è la prima assente in questo mio doppio appello, in questo nostro doppio appello, e che deve intervenire prima che sia troppo tardi. Do la parola adesso a Michele Facen, che ringrazio per la presenza, e poi agli altri. Grazie. Sì, allora, intanto su quello che diceva Renzo, i materiali si stanno già conferendo materiali nella discarica, già 50.000 metri cubi sono stati conferiti. Poi sulla questione importante, se siano contaminati o no questi materiali. Per noi è accertato che questi materiali sono contaminati perché sono contigui sono proprio adiacenti all'area che è stata posta sotto sequestro. Da che sostanze sono contaminati? Da idrocarburi policiclici aromatici, IPA, detti IPA, che praticamente sono sostanze cancerogene. Perché sono stati conferiti nella discarica di Ronco? C'è un motivo principale, perché ad oggi è l'unica discarica in Trentino che su cui si possono conferire certi materiali. Perché? Perché nel 2014 sono stati alzati i parametri, praticamente. Sono stati triplicati i valori di sostanze nocive che ci possono essere nei materiali conferiti, e quindi con questo stratagemma praticamente si stanno conferendo questi materiali. Non c'è logica in questo, perché è chiaro che se non ci fosse qualcosa sotto, nessuno farebbe 120 chilometri per portare rifiuti in un'altra, praticamente proprio sul confine di regione. Poi c'è un altro grosso problema che abbiamo riscontrato, è che la discarica, essendo giustamente nata per essere una discarica di materiali inerti,
non ha un fondo impermeabile, ma ce l'ha permeabile. E qualora ci fossero eventi climatici a cui è abituato anche il Vannoi, tra l'altro, di piene o di forti temporali, questi materiali potrebbero tranquillamente riversarsi sul Vannoi, perché la discarica è a 30 metri dal greto del fiume. Quindi noi stiamo cercando di tenere alta l'attenzione su questo problema e chiediamo che ci sia un monitoraggio anche da parte della Regione Veneto, da parte dei rappresentanti della Regione Veneto e anche degli organi preposti, gli organi ambientali preposti al controllo. Sono felice che qui siano presenti 2 sindaci a cui sta molto a cuore la salute dei propri cittadini, perché è il primo valore a cui bisogna tendere. Uno è Daniele, che è sindaco di Mer, che è della parte trentina, e uno è assessore all'ambiente, che è Antonio Moretto, il quale venendo giù mi ha riferito della preoccupazione che c'è siccome il Cismon passa proprio vicino a Fonzaso, è il primo paese sotto. Poi c'è Arsier, che ha il lago di Arsier, che adesso ha lo sbarramento, e quindi lì andrebbero inizialmente a finire queste sostanze. È importante per noi che ci sia trasparenza su questa vicenda, perché da quello che abbiamo visto noi finora non ce n'è stata. Questo è il mio intervento. Chi sei? Perché non ti ho presentato. Saluto perché è iniziato il consiglio. Va bene. Buonasera. Sì, io sono Daniele Gubert, sindaco da 6 mesi del comune di Mer, che è al confine con i comuni di Sovramonte e di Lamone, insomma, al confine di regione storico dell'impero austro-ungarico. Però dal 1998 sono un attivista del Comitato per la difesa del torrente Vannoi e delle acque dolci. È di questo che parliamo, della difesa di un ambito fluviale delicato, selvaggio, di cui tutti siamo innamorati e che appunto per tutti questi anni abbiamo difeso ho provato a difendere da questi progetti di sviluppo territoriale ormai superati rispetto appunto allo sfruttamento idrico della Val Cortella, della Valle del Vannoi, in quanto dagli anni 60 in poi del secolo scorso, insomma, tutte le altre valli sono già state riempite d'acqua a scopo idroelettrico. Ecco, insomma, abbiamo portato qui a Venezia l'autunno scorso 13.500 firme raccolte di qua e di là del confine di Montecroce, Pontetti, insomma, che divide la regione Trentino-Alto Adige da quella del Veneto, e in qualche modo pensavamo di poter riposare. Invece è stata riaperta questa discarica. Era una discarica che era funzionale alle attività territoriali della comunità montana di Primiero e quindi agli inerti che normalmente si producono quando si fanno lavori nell'edilizia e nella manutenzione del territorio. All'epoca la sindaca che autorizzò questo innalzamento dei parametri di inquinanti per il conferimento dei materiali lo fece probabilmente in buona fede, pensando di aiutare un'azienda che dava lavoro a tante persone nella valle e che aveva bisogno, insomma, di poter acquisire e di riempire più velocemente quel sito, che altrimenti con il fabbisogno locale, insomma, andava lentamente a riempirsi. Però nessuno si sarebbe mai immaginato che lì sarebbero arrivati le terre di scavo della bonifica bellica che è in corso a Trento Nord, nei siti ricordati prima. Quell'area è sotto sequestro, ma è stata abbandonata per decenni perché noi in Trentino abbiamo avuto la nostra piccola Seveso. La SLOI è andata a fuoco e trattava il piombo tetraetile
ed è stato un disastro ambientale pazzesco per quegli anni. È diventata un bosco abbandonato e che si è risvegliato negli ultimi 2 o 3 anni perché c'è questo grande progetto di bypass ferroviario della città sull'asse dell'alta capacità, insomma, su un asse europeo della ferrovia. Allora noi non ci pensiamo a fermare queste dinamiche continentali e queste strategie ultradecennali di sviluppo, però noi siamo legati al nostro territorio e lo difendiamo coi denti come abbiamo sempre fatto. Quindi immaginare che in una valle periferica del Trentino, insomma, a quasi 100 chilometri appunto dal sito da dove provengono queste terre, sia diventato la discarica, la pattumiera di questa grande opera, ci dispiace veramente. Stiamo parlando di 1.300 milioni di costo di del bypass ferroviario e stiamo parlando di 2,5 milioni di metri cubi di terra di scavo, probabilmente con il tunnel che verrà scavato. Però il terreno sporco, quello in superficie, quello dove c'era questo scalo ferroviario, dove sono piovute le bombe della Seconda Guerra Mondiale, contiguo ai siti dove ci sono stati questi enormi disastri ambientali causati dall'uomo, insomma, probabilmente bisognava pensarci prima, ecco, al posto dove mettere questi materiali. Adesso c'è sensibilità naturalmente da parte della popolazione nostra, anche di quella delle altre valli del capoluogo di Trento rispetto a questo tema, però tendono ad arrivare rassicurazioni, cioè presi uno per uno magari i cumuli di terra che vengono conferiti a Canal San Bovo sembrano essere nei limiti, ricordo triplicati rispetto a quelli normali di una discarica di inerti. Però la questione che si pone è sui 250.000 metri cubi di capacità della discarica, da riempirsi entro il 2028 perché è autorizzata entro il 2028. Qual è il valore assoluto degli inquinanti che vengono posti lì come una sorta di bomba a orologeria in riva al torrente? Perché il torrente Vanoi, se uno si studia la storia, insomma, è stato oggetto di moltissime alluvioni e di sconvolgimenti consistenti anche nel suo percorso, del suo alveo. Ed è uno dei grandi motivi per cui noi abbiamo alzato le barricate rispetto all'ipotesi di una diga, dicendo guardate che in poco tempo si rischia di riempirla di sabbia, perché così è successo con le alluvioni precedenti sugli altri bacini idroelettrici e perché appunto quella lì non è una valle tranquilla. Se noi accumuliamo questa grande quantità di inquinanti, è difficile calcolarla, però l'abbiamo chiesto che venga fatto, in riva al torrente, stiamo solo aspettando il momento in cui il torrente mangerà quel piccolo argine che è stato creato sulla sua riva e porterà a valle quei terreni. Le conseguenze vanno valutate, studiate, appunto rischiamo di compromettere la potabilità dell'acqua a valle dei nostri vicini comuni del Veneto, appunto fino ad Arsie e poi addirittura giù nel Brenta. È una domanda appunto che ci poniamo noi, ma che appunto siamo contenti che si pongano anche nella regione Veneto. Qui appunto è una questione di salute pubblica e purtroppo è anche una questione di grossi affari. Gli affari bisogna farli per vivere, però mi riporto un dato: quella discarica di quella famiglia che appunto lavorava sul territorio ed era un soggetto attivo nella depressa, tra virgolette, Valle del Vanoi, insomma, quella società è fallita, speculatori l'hanno comprata, hanno comprato i diritti sulla discarica, le autorizzazioni, e nel giro di pochi mesi le hanno rivendute a 10 volte tanto, realizzando un'enorme plusvalenza fiutando il business
del conferimento dei rifiuti della grande opera, però non preoccupandosi minimamente appunto del contesto. Siamo all'ingresso di una valle dolomitica importante che vive di turismo, e soprattutto della salute delle popolazioni che gravitano intorno a quel territorio che è poco popolato ma è molto delicato, è molto apprezzato, e appunto noi difendiamo da sempre e difenderemo con i denti finché li avremo. Grazie. Buongiorno, io sono Antonio Moretto e sono l'assessore all'ambiente del comune di Fonzaso, che è uno dei primi comuni, diciamo, a valle di Canal San Bovo. Io sono qui oggi perché porto, diciamo, il sentimento che è comune nelle nostre genti, diciamo, cioè la preoccupazione per questi materiali che vengono portati a Canal San Bovo. Vorrei far notare, diciamo, come chi mi ha preceduto, diciamo, che questo è un territorio fragile, delicato, che già nel passato ha subito, diciamo, delle inondazioni pericolose, diciamo, e pertanto la discarica posta a Canal San Bovo sicuramente non è posizionata nel posto migliore possibile. Considerate che appena a valle, diciamo, del paese in cui io vivo c'è il lago del Corlo, che è una fonte, diciamo, un bacino di raccolta dell'acqua per tutto l'asse, diciamo, del Brenta. Pertanto la preoccupazione mia, dei nostri cittadini, è che non venga messa a repentaglio, diciamo, la sicurezza delle acque. Vorrei che, diciamo, adesso magari siamo anche in un periodo di campagna elettorale, ma vorrei che tutti gli amministratori, diciamo, dei comuni adiacenti a questo asse Vanoi, Cismon, Brenta, prendessero consapevolezza della gravità di questo conferimento di materiali inerti pericolosi. Io vorrei che la Regione e gli organi competenti indagassero a fondo su questa questione, diciamo, perché da noi è molto sentita, e spero che diciamo, il fatto di essere qui oggi porti consapevolezza anche nelle amministrazioni che stanno a valle del nostro Paese. Vi ringrazio. Grazie Antonio. Allora ci avviamo alle conclusioni. Io ci sarebbero anche tante altre cose da dire, ad esempio gli studi epidemiologici che sono stati fatti proprio nell'area nord, proprio in seguito ad una conferenza, ad un congresso fatto proprio all'inizio dell'anno dall'Ordine dei Medici. C'è un comitato di medici a Trento Nord Che stanno facendo proprio uno studio per capire anche la correlazione tra aumento di patologie oncologiche, soprattutto anche nei giovani, Parkinson o altri tipi di patologie, con appunto questa area SIN, area fortemente inquinata. Ecco, per cui diciamo che il tema dell'inquinamento ambientale, della tutela ambientale è un tema prioritario, sempre prioritario. E per cui è anche vero che una visione deve essere molto diversa rispetto all'inizio del secolo o a fine anni 90, dove magari c'era anche una sensibilità minore, per cui adesso questa insensibilità o questa indifferenza non può essere più giustificata. Per cui l'appello che noi oggi abbiamo fatto è che la Regione prenda in mano questa situazione e faccia le adeguate e gli opportuni approfondimenti, soprattutto attraverso ARPAV e poi anche tutti gli enti preposti, soprattutto chi gestisce l'acqua, per cui le società partecipate che gestiscono l'acqua idropotabile, ma anche poi i consorzi di bonifica che invece gestiscono l'acqua per l'irrigazione. Nello stesso tempo noi siamo consapevoli che le battaglie e la situazione della nostra regione non è così rassicurante. Penso al tema dei PFAS lungo la pedemontana
veneta, penso all'opportunità di allargamenti di gestione di rifiuti speciali come l'azienda Silva, ex Safo Martini, o il consumo di suolo che impermeabilizza sempre di più il terreno e rende le criticità, soprattutto idrogeologiche, molto molto attuali. Ecco, il tema anche della diga del Vanoi, che è un tema che noi continueremo a seguire, anche e non solo per l'impatto, diciamo, ambientale, ma anche per l'inquinamento, ad esempio, di grandi opere in cemento che abbiamo visto come la superstrada pedemontana. Per questo la nostra attenzione rimarrà sempre massima, noi continueremo a insistere, facciamo un appello a tutti i sindaci, a tutte le associazioni, a tutti gli enti perché possano animarsi e mettere l'attenzione forte su questo tema. Ringrazio il comitato che è sempre presente e sempre combattivo, rimaniamo in contatto perché cerchiamo di creare una grossa sinergia tra amministratori locali, amministratori regionali e popolazione, perché questa è partecipazione. Per cui ringrazio Michele Faccenda, il comitato, ringrazio Daniele Huber come sindaco e come diciamo voce trentina, perché anche su questo la provincia autonoma di Trento deve avere una grossa comunicazione che in questo momento non mi pare ci sia, per cui noi la chiediamo tra la Regione del Veneto e la provincia autonoma di Trento. Ringrazio invece Antonio Moretto come rappresentante, come amministratore di un comune di Belluno. Ringraziamo anche in aula la presenza della collega Silvia Cestaro della provincia di Belluno, del collega Andrea Zanoni della provincia di Treviso. Sappiamo che questo tema riguarda la provincia di Belluno, la provincia di Vicenza, la provincia di Padova e la provincia di Venezia, per cui se questo non è un tema veramente oltre la provincia autonoma di Trento. Ringraziamo tutti per l'attenzione e sicuramente stiamo collegati, stiamo aggiornati perché non finirà qua. Questo è solo un piccolo tentativo di suonare un campanello d'allarme, ma questo campanello, una volta che l'abbiamo fatto suonare, adesso continueremo a monitorarlo e vedremo che effetto avrà nel nostro territorio. Grazie.